Sotto una montagna di paure, di ambizioni c'è nascosto. Aria di elezioni anticipate e forzate a Manzano. Da maggio si è insediato sulla capitale della Sedia una depressione politica tipicamente di centrodestra che sviluppa una serie di tornado sull'attuale maggioranza. Grazie alla solidità strutturale, gli stessi non hanno causato gravi danni, ma le lesioni strutturali iniziano a materializzarsi. Secondo gli addetti ai lavori, confermato dal mio reuma preferito, non ci sono segnali di ingresso dell'anticiclone delle Azzorre. Grazie al suo beneficio scalzerebbe l'instabilità prima dell'irreparabile. Già da qualche settimana franchi tiratori si annidano per far cadere l'attuale maggioranza diretta dal sindaco Lidia Driutti, commissariando automaticamente il comune con elezioni anticipate già nella prossima primavera. Al centro del casus belli il mancato ingresso dell'attuale primo cittadino nella giunta provinciale. Lidia Driutti è stata eletta consigliere di maggioranza che avrebbe liberato lo scranno di Palazzo Boschetti della Torre. Tutti gli indizi, non ci voleva tanto, bastava frequentare i locali pubblici e privati per capirlo, portano a una persona, colui che per anni ha retto le redini municipali per poi intraprendere altri lidi come capogruppo di maggioranza in provincia prima e di vicepresidente nella legislatura successiva. Ora semplice consigliere comunale di maggioranza, ma molto influente. Si sa che tra il sindaco e il già sindaco non corre buon sangue per le opposte vedute, seppur all'interno della stessa famiglia forzista. L'ultimo strappo 3 giorni fa, con una mozione di sfiducia non passata solo per un problema di numeri che porta in piazza il passaggio del Rubicone. Secondo la leggenda, Manzano deriva da Mantius, il nome Amanzio è analogo al nome Amatore. In questo caso viene confuso con il nome di Amando. E la pioggia che va